anche a volte criticata l'Inter di non vincere contro le prime sette. Oggi si è vinta contro la prima e la tua esultanza a fine partita. Sì, per noi era una partita molto importante per quello che riguarda la classifica, perché era uno scontro diretto, perché loro sono in testa alla classifica, perché al derby abbiamo fatto bene, meritavamo di più, ma oggi dovevamo ancora dimostrare quello che stiamo facendo, che proviamo, che lo facciamo bene, ma qualche volta il risultato non viene a nostro favore, ma oggi credo la squadra ha fatto una partita intensa, una partita di grande carattere, e abbiamo portato a casa quelli punti che servono. Quella seconda esultanza sul gol, mano sul cuore, chiesto scusa, come mai? No, chiedendo scusa perché capita di sbagliare qualche volta, è quasi un mese che non poteva fare gol, ma come dico sempre, io cerco sempre di lavorare per l'Inter. Se faccio o non faccio gol non è un problema, il problema è se l'Inter non vince. Quella è la risultanza, perché stava la mia famiglia e niente, sempre è un'emozione bella. Correa ha percorso 65 metri per poi darti quel pallone. Dopo avete fatto l'esultanza col Mate, ti deve offrire solo quello. Lui è un ragazzo che è serio, lavora. Oggi mi ha detto che mi dava una mano per fare gol, ha fatto assist. Abbiamo provato a fare quella esultanza, speriamo che lo avete capito. Senti, ci siete per lo scudetto, oggi più che mai lo avete detto. Siamo passo a passo, credo che siamo gli ultimi campioni, ma dobbiamo continuare a crescere, a dimostrare che possiamo ancora migliorare ogni partita e provare a continuare ad andare avanti, che è quello l'importante. Grazie.